Allí era un malato, Lazzaro di Betania, il paese di Maria e di sua sorella Marte. Maria era che aveva ungiuto il Signore con un profumo e aveva suiato i piedi coi ciavei. Allí era suo fratello Lazzaro che era malato. Li do sus allora a mandare in a di. Viot Signore, che quel che tu vuoi stan ben alle malato. Sin tu de queste Gesù al disè, queste malattie non è per morte, ma per gloria di Dio, perché mediante al sedi glorificato il Figlio di Dio. Gesù gli voleva bene a Marte e a sua sorella Maria e a Lazzaro. Quando al sentì che era malato, arrestò altri 2 giorni dal luogo là che era. Dopo urdì ai discepoli, tornì in Giudea. E disse ai discepoli, Rabbi, i giudei arrivano modante di clapadati e tu torni lì? O rispondè Gesù, non sono 12 le ore dal dì, se uno al chiamine di dì non si inciopede, perché al viot la luce di questo mondo, ma se al chiamine di notte si inciopede, perché le c'è luce. Alla fevelat così e poi dis, il nostro amico Lazzaro si è indormidito, ma o voi a svegliarlo. E disero allora i discepoli, Signore, se si è indormidito, si salverà. Gesù però fevelava de morte di lui. Loro invece avevano scrupolato che al fevelasse dall'indormidirsi de sium. Allora Gesù disse Frank, Lazzaro è morto, e io giolto per voi di non essere stato lì, perché crodeis, ma non di lui. Allora Tommaso, che lo chiamava in Gimul, disse ai suoi compagni, Anin accennò a morire con lui. Quando Gesù arrivò, lucciata che gli era già di 4 giorni de tombe. De tombe. Betania è lontana di Gerusalemme sulle 2 miglia. Un nevore di giudeus era venuto di Marte e di Maria per confortarli dal fradi. Marte, appena che sentì che arrivava Gesù, gli le inquintri. Maria invece era sentata in casa. Allora Marte disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato colì, mio frate non saresti morto. Ma sai che anche con me, duce che tu i domandi a Dio, Dio te darà. E dice Gesù, tuo frate risorrà. E dice Marte, o sai che risusciterà la risurrezione delle ultime dì. E dice Gesù, io o so la risurrezione e la vita, che il che crede in me, anche salvezza di morire, al vivrà. E tutti che vivono e credono in me non moriranno per mai. Credi tu questo? E dice, sì Signore, io ho creduto che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto al mondo. Dopo detto così, e le acclamò sua sorella Maria e gli disse sottovoce, il Maestro è colì e ti clama. E appena sentì della nove, aveva su di corse parlargli di lui. Gesù non gli era arrivato al paese, ma gli era chiamato al puesto, la che gli era là da inquintri Marte. Quando i giudei che erano con gli in chiesa e la confortavano, la vioderino aveva su di tutte corse, e a sì, il era in daur, scrupolant che lei aveva lì de tombe. Quando dunque Maria è arrivata al puesto, la che gli era Gesù, e lo viodè, si buttò dinanzi ai suoi piedi e disse, Signore, se tu fossi stato colì, mio frate non saresti morto. Allora Gesù, viodin le avai, e anche i giudei che erano venuti con gli, si spasimò dentro vie, si conturbò e ordise, du la luveso mi tutti. E disse, Signore, ven e viod. Gesù attaccava ai. A disevin allora i giudei, viod troppo ben che i voleva. Ma un po' di loro diserin, che lì, che gli avversusi voi al vuar, non poteva lancia fai mut che quel chi non muris? Gesù un'altra volta, tutto spasimat, al valli dal sepolcri. Agli era un landri e denante aveva mettuto una grande piere. Al dis Gesù, tirait via la piere, e dis Marte, la surda al muart, Signor, al pucesà, che le di 4 dis. E dis Gesù, non ti ho detto che se tu crodis, tu vedrai la gloria di Dio? Così attirare in via la piere. E Gesù all'alza i voi e al disè,
Pari, ti hai agrat di avermi ascoltato, o sapevi ben che tu mi ascolti sempre, ma lo hai detto per int, che io chi a tor, perché crodi che tu mi hai mandato tu. Dopo dit così, al berlà tutte vos, Lazar, salte fur! Il muart agli es fur, le hat pis e mans, con fassis, e la somuse aiera involuciade con tum sudari. Gesù urdis, disleailo e lassailo là. Un evore di giudeos che ieri in las di Maria aveva inviudut, c'è che aveva fatto, accroderin in lui. Un pos di loro invesit, all'erin dai fariseus e urcontarin c'è che aveva fatto Gesù. Allora i sorestans dei predis, i fariseus, acclamarin assemblea il Sinedri e a diserin, c'è vi non di fa comò che quest'om al fas un spieli da urlatri? Se lui la san là, indenando così, accroderan tutti in lui e applomberan i romans e non sopporteran via il luxante e la nazione. Ma un di loro, Caife, che gli era sorestando i predis in che l'an, urdise, Vuatris no capis nuie, e non si rendis conto che al conven plui per vuatris, che al muere un uomo sol pal popolo, piuttosto che perissi la nazione interie. Che però non lo dise di ciav so, ma gli sinso restando i predis, in che l'an, al profetà che Gesù stava per morire per nazione. E non dome per nazione, ma anche per tornare a radoglie, te unità, tutti i figli di Dio dispierdus. Dinché di dunque a decidere di farlo morire. Perché Gesù non si faceva il pluviodio in pubblico, fra mieci dei giudeos, ma si è ritirato in regione confinante col deserto, in una città chiamata Efraim, e restava lì coi suoi discepoli. E ieri donge la Pascha, dai giudeos e un evore di loro all'era in su di regione a Gerusalemme, prende Pascha per purificarsi. Accirivi in Gesù, e accisicavano fra di loro stante al templi. C'è pensaiso che non vedi proprio di venire alla fiesta. Ma i sorestans dei predis e i fariseus avevano dato ordine che se qualchedun al saveva la cagliere, al veve di denunciarlo, in modo di poterlo ciappà.